È da poco finita la partita fra Luparense e Trento, match di cartello di questo turno infrasettimanale di Serie D. Trento Corsaro vince 2-1 nella Tana dei Lupi, ma attenzione, la Luparense ha giocato una partita di grande sostanza, ha sfiorato all'ultimo secondo di gioco con Santi un pareggio che sarebbe stato indubbiamente il risultato più giusto. Luparense che ha dovuto fare a meno anche per gran parte del secondo tempo di Florian, espulso, cartellino rosso per una reazione sul volto di un avversario, una gomitata. Rimane l'amarezza per la Luparense, rimane il bottino di un punto in 4 partite, la classifica comunque resta compatta, tutto è ancora possibile. Domenica si ritorna in campo perché ricordiamo che la Serie D non si ferma. Per il Trento una conferma in più, è la squadra da battere? Probabilmente sì.